Gentili amici di O Bianco Nero, benvenuti a questa puntata. Oggi ci occuperemo di associazionismo. Siamo partiti dagli alpini settimana scorsa con gli UFO e insomma oggi cambiamo un po' pagina e vogliamo parlare di associazionismo e volontariato. Siamo due categorie veramente silenziose. Lo faremo insieme a Gilberto Trevisan, sindaco di Rossano Veneto, al quale attribuisco un applauso morale, grazie per essere con noi Gilberto, a Simone Mannocchi. Grazie per essere con noi. Noi ogni tanto ci troviamo per trasmissioni sportive, però guarda che poi lo sport accomuna un po' tutte le situazioni. Poi abbiamo il piacere di avere anche Paolo Guidolin, vicepresidente della Proloco, e Marco Zonta, direttivo della Proloco, perché la Proloco è importante se va d'accordo con la politica, però spesso succede che le Proloco sono proprio diametralmente opposte alla politica e tante volte succedono dei disastri, è vero o non è vero, Guidolin? Può succedere solo se c'è un contrasto con l'amministrazione. O anche forse mancanza di intelligenza, di sensibilità. Sicuramente sì, diciamo che il rapporto con l'amministrazione è fondamentale, non solo dal punto di vista economico chiaramente, perché la Proloco normalmente si autogestisce grazie anche all'amministrazione chiaramente che concede dei contributi come ha fatto con noi. E che poi si autofinanzia poi alla fine grazie ai volontari che si danno ben da fare diciamolo a gratis, perché poi alla fine sono società a onlus, Gilberto. Allora mi piacerebbe far focalizzare questo, perché guarda che la gente forse non sa che dove c'è una Proloco che funziona, con un'amministrazione comunale che funziona, il paese è più vivo, più pimpante, più pronto anche ad accettare anche, non so, mi vengono in mente gli immigrati, tante situazioni a volte che sono anche un po' particolari. Se c'è una buona unione di intenti, allora le cose cambiano. Voi proprio a Rossano avete fatto addirittura tipo adunata, uno sfilamento di tutte queste associazioni. Diciamo che il paese è più preparato se alle spalle c'è una Proloco che coordina. Infatti noi ci stiamo avvalendo di questo servizio, chiamiamolo così se vogliamo, della Proloco di Rossano. Siamo al secondo anno, la seconda edizione, diciamo che sono operativi. L'abbiamo voluta da un sacco di tempo, però non partiva, non c'erano i presupposti, c'erano delle difficoltà. Personalmente io sono in amministrazione da 13 anni e era il problema di sempre, vogliamo la Proloco, ma sai cosa succede? No? Alle volte per la politica, a volte perché le cose non si combinano, certe cose fanno fatica a partire. Poi in questa edizione abbiamo trovato una persona come Paolo Guidolin che si è impegnato, si è puntato, perché lui quando vuole fare il cuciuto lo è, no? E ci ha dato una grossa mano e ha fatto capire esattamente alle numerose associazioni cosa voleva dire avere una Proloco in Rossano Veneto, che non vuol dire togliere autonomia alle associazioni, vuol dire mantenere le associazioni. Loro operano sempre come hanno sempre operato, nessuno li toglie assolutamente niente. È un po' il contrasto che si vede in altre parti, voglio dire, la Proloco pensano che perda il fascino, non lo so, l'associazione dei C'era carabinieri. anche quella paura là, ogni associazione diceva ma poi sai la Proloco sembrava che perdessero un po' di autonomia, non è vero, anzi l'autonomia l'hanno acquistato ancora di più perché hanno modo di mettersi ancora di più in evidenza e questo è importante, e proprio per il concetto insieme con Paolo, con l'amministrazione, che abbiamo cercato di far capire a tutti, al paese stesso, cosa voleva dire una Proloco voluta dall'amministrazione, però con un'amministrazione che rimaneva fuori da quello che era la Proloco, proprio perché non si voleva che la politica, non si voleva che l'amministrazione andasse a interferire con questo organismo. Io penso che ci siamo riusciti. Io personalmente come sindaco, a capo della mia maggioranza, abbiamo sempre cercato di favorire, ma sempre tirando un attimo le mani indietro e rientrando dentro le righe, proprio per non far sì che un qualcosa o qualcuno potesse pensare che era una cosa gestita dalla politica. Certo, Simone, a Cassola succede una cosa simile. Io sono sempre rimasto meravigliato dal fatto che con la lungimiranza di alcuni esponenti politici abbiano acquistato la caserma ai Muli, e non so, per i nostri telespettatori, insomma ci sono tante caserme che comunque sono alienate dallo Stato, dove c'è la possibilità da parte
degli enti, e, insomma, di poterle comprare anche a pochi soldi e metterle, mi pare, al servizio delle associazioni. Questo è funzionato per quanto riguarda Cassola. Questo è funzionato per quanto riguarda Cassola e, come dicevi tu, è stata una scelta lungimirante che ha compiuto l'amministrazione comunale, perché poter disporre di uno spazio come la caserma a San Zeno, o meglio conosciuta anche come caserma dei Muli, in una zona pressoché centrale al nostro comune, comunque all'interno di una frazione molto importante, la più popolosa della nostra cittadina, che è San Giuseppe, è da un punto di vista strategico importante. Trovare spazi che noi abbiamo messo a disposizione di tante associazioni, dagli alpini ai radioamatori, al gruppo giovani, a qualche quartiere, ecco, è stata una scelta importante. È importante perché è un luogo di aggregazione e di socializzazione. Proprio questa sera lì in caserma inizia un torneo di calcetto, quindi questo sottolinea ancora come questi spazi sono punti di socializzazione. È stata una scelta importante anche perché oggi è noto il fatto di avere degli spazi a disposizione è un po' una piccola difficoltà che tante amministrazioni riscontrano. Perché c'è voglia di associazionismo, le associazioni ogni giorno crescono, ne nascono di nuove e non è facile accontentarle nel dar loro degli spazi. Noi li abbiamo messi a disposizione non solo delle associazioni del nostro paese, ma anche del comune vicino con Termine. Proprio adesso siamo non più in par condicio, insomma, basta non parliamo di referendum, va bene tutto. Però dicono anche i centri sociali che sono alimentati da una necessità, mi pare, di creare una certa comunione, però i centri sociali poi alla fine sono allineati su se stessi, tante volte sfuggono dal controllo della regolarità. Ecco, l'esigenza c'è, però se c'è un comune che mette a disposizione delle aree, Gilberto, come in questo caso Cassola, come in questo caso voi, con delle persone che riescono comunque a far gravitare l'interesse a sé e poi dopo spartire chiaramente gli vari eventi, credo che sia una risposta di regola. E questo è lo scopo, noi le opere le facciamo, poi alla fine la soddisfazione è di farle, averle, ma poi darle in gestione. E chi di meglio di società come la Proloco, con l'insieme delle associazioni che possono gestire degli interi settori? Uno spazio aperto, un palazzetto, un edificio, un'area che si presta. Alla fine gestita e coordinata, penso che quel luogo o quello spazio faccia il suo servizio in maniera perfetta, proprio perché c'è chi che lo coordina. Certo, Marco, a te cosa è successo? Sei coordinatore in qualche maniera, quindi senti anche il Vox Populi, no? E le esigenze quali sono delle altre associazioni? Poi andiamo in tema delle associazioni. Ma diciamo che le esigenze delle altre associazioni sono più o meno le esigenze che hanno le associazioni, credo, di tutti i comuni. Penso che Rossano valga per Cassola così come vale per Bassano. Ed è quella principale, quella appunto di avere spazi. Spazi perché poi diciamo che le nostre zone, le nostre associazioni sono abituati, gli sponsor, i soldi, che è l'altra parte molto importante per chi vuole fare qualcosa. Siamo abituati a cercarceli e a trovarli e fortunatamente se lavori con certi criteri, se sei credibile, cioè se rendi conti poi anche quello che fai, non chiedi solo i soldi senza far vedere poi quello che fai, ma dimostri che i soldi poi vengono spesi bene. Viviamo in una zona dove tutto sommato, forse negli ultimi anni c'è un po' più di difficoltà rispetto agli anni precedenti, ma si riesce comunque a trovare. Quello che manca effettivamente sono gli spazi. E situazioni tipo noi a Rossano abbiamo sempre appunto avuto questo problema di spazi. Come Proloco noi ci siamo creati uno spazio acquistando da subito, è stato il nostro primo atto come Proloco, acquistando da subito il capannone dove poter fare le nostre attività e questo è stato importante, però è stato anche necessario, perché senza quel primo gesto, quel primo incauto acquisto, tra virgolette, non avremmo potuto fare il 2 giugno l'anno scorso, non avremmo potuto fare la festa del 2 giugno di quest'anno e non potremo fare le tante altre cose che facciamo e mettere a disposizione gli spazi nostri per le altre associazioni. Sì, ma mi fa venire in mente gli sponsor, che poi sembrerebbe stridere, no? Ma siccome questa trasmissione, guarda che la guardano veramente in tutta Italia e non è uno scherzo, i problemi che ci sono qua possiamo riscontrarli in altre aree, cioè voglio dire. Ma lo sponsor non vive soltanto di ritorni commerciali. Io credo che a questi livelli lo sponsor sia fidelizzato al territorio. Quindi per coloro che dicono ma sono tempi grigi eccetera, la volontà di uno sponsor è perché vive in quel posto, ama quel posto e cerca di mettersi in qualche maniera in discussione. Certo. Anche la chiave di lettura va detta in questa maniera, va letta.
Sono perfettamente d'accordo, infatti lo sponsor a volte si lega ad un'associazione per passione, che ama il suo territorio, perché ha la voglia, sente l'esigenza di fare qualcosa anche per gli altri, per la gente, per l'associazionismo che poi si basa sul volontariato e qualsiasi cosa faccia è un qualcosa che va verso la collettività, verso allora, la diciamo comunità. cosa vuol dire pro loco, cosa vuol dire associazionismo, Guidolin. In pratica è, non so, mi viene in mente, io ti cito alcune categorie, poi dopo se sbaglio mi corrigerai, ecco, come diceva un illustre, un grande. Allora, mi viene in mente Carabinieri in pensione, oppure Associazione Carabinieri, ci sono e fanno molto nel territorio. Un'altra associazione sono i soccorritori, possono essere la protezione civile, gli alpini. Ecco, il ruolo fondante di queste associazioni, quali sono a beneficio del paese? E non soltanto, perché poi so che alle volte vanno anche fuori dai paesi. È chiaro, mi hai fatto degli esempi che sono veramente il succo poi delle associazioni, poi, no? È chiaro che nel caso nostro della festa del 2 giugno che noi abbiamo organizzato, che per il secondo anno consecutivo cerchiamo di raggruppare tutte le associazioni del paese, c'è la protezione civile, ci sono gli alpini, ci sono vari sport. Poi diciamo che effettivamente non è che sia tanto facile, perché poi vai a recuperare il presidente di un'associazione o dell'altra, devi fare una riunione. Noi abbiamo la fortuna di avere un presidente che... Ma esportala questa fortuna alla gente che ci ascolta da casa, che hanno anche intenzioni, perché poi mi pare che quando succedono, mai sia, però se succede un'alluvione, come è successo, abbiamo visto in Veneto, siamo avanti, d'accordo? Perché ci sono queste associazioni. Ecco, e anche, credo, Gilberto, allenare i propri cittadini ad essere, diciamo in quel momento, non più cittadini ma essere a servizio di altri cittadini, perché loro hanno la scuola, sono preparati. Mi pare che anche questo sia una palestra. Ma certamente, guarda, io per esempio ho visto sabato pomeriggio il Libro Verde degli Alpini, che è un'associazione che è in Rossano Veneto, insieme agli alpini di Bassano, di Cassola, del nostro territorio. Ho visto la montagna di ore che hanno fatto, le risorse che hanno recuperato, i soldi che hanno donato, cosa hanno finanziato in quei settori dove c'era bisogno, e lì c'è sì un'associazione, ma c'è anche tanto e tanto volontariato che ha messo a disposizione soldi, risorse e ore a titolo gratuito, sicché questo è un esempio di quando il volontariato è anche associazione o associazione è anche volontariato. Mi viene in mente anche, Simone, che per esempio a Milano mi pare c'è Angeli per un giorno, un'associazione meravigliosa dove in pratica alimenta questo fuoco positivo. Mi viene in mente che questo fuoco positivo poi alla fine è terapeutico per tutti, perché se andiamo a vedere in buona sostanza i giovani, che tante volte non sappiamo dargli delle risposte, no? Perché vabbè, non hanno delle risposte, si vanno a imbriacare, insomma, e poi dopo ci sono dei grandi casini. Ecco, anche questo vuol dire dare delle risposte, se si vuole, qualora si volesse anche accettare delle risposte, perché tante volte c'è anche tanta maleducazione da parte del cittadino che non sa esattamente come muoversi. Ma infatti credo che un passaggio fondamentale per il mondo dell'associazionismo sia quello di rivolgersi sempre più verso i giovani, perché c'è la necessità con gli anni anche di un ricambio, di inserire nuove leve, di inserire nuove idee, di inserire nuove persone che si affacciano al mondo dell'associazionismo. Il fatto che ad esempio il gruppo Alpini, con il discorso che adesso la leva non è più obbligatoria, farà sì negli anni che il gruppo Alpini non sarà più alimentato da nuovi volontari. Allora credo che se guardiamo al futuro e si vogliono creare le basi affinché l'associazionismo abbia a crescere, abbia ad essere presente, deve necessariamente investire sui giovani. Noi tentiamo di farlo anche con iniziative che coinvolgono ad esempio le scuole con il gruppo di protezione civile. Facciamo capire ai giovani con degli incontri ad hoc, anche con delle simulazioni di evacuazione della scuola, che cos'è e che cosa fa la protezione civile, il ruolo fondamentale del soccorritore, unitamente anche all'Associazione Carabinieri, alla sezione cinofila in particolare, unitamente ai pompieri. Quindi sono degli aspetti delle iniziative importanti, perché se facciamo capire ai giovani l'importanza dell'associazionismo e del volontariato, credo
che possiamo alimentare anche una piccola speranza perché il mondo dell'associazionismo possa io vorrei dire ai nostri telespettatori, vivere. o voi siete dei marziani, no? Allora, oppure siete bravissimi, non lo so io, però credo che poi sia questo il tema, no? Creare una popolazione chiaramente che sia al servizio della stessa popolazione, quindi la ricerca credo che sia da analizzare in questa tematica. Ma certo, ma ci mancherebbe altro, ma a parte lo scopo di chiaro, lucro, però i soldi ci vanno. Non è che... lavora senza praticamente pensare di prendere qualcosa, lo fanno perché lo vogliono, perché è volontariato. È volontariato. Questi giorni sta scoppiando, ma io penso che gli alpini non staranno fermi, tu sai che da parte di Roma in questi giorni hanno tolto quello che è il servizio su un'Cima Grappa, non c'è più l'ossario e non ci sarà più il museo aperto al pubblico, ma tu pensi che i nostri alpini, le nostre associazioni permettono che si possa passare un'estate sopra il Monte Grappa senza che il turista possa visitare l'ossario e visitare il museo? È impossibile, e se lo fanno, te lo assicuro, lo fanno senza pensare ai soldi, ma solo per uno scopo di volontariato e di beneficenza. Però come diceva Simone, piano, la memoria è ancora abbastanza fresca, però se la smettiamo con la naia, come dicevi, a breve termine, si smette anche con la militanza, quindi c'è un rischio che non sarà forse a breve termine, ma a medio termine sì, Simone. Bisognerebbe cercare di porre qualche paletto o educazione, non lo so, cultura. Sicuramente investire tanto anche sulla cultura, investire tanto su quello che è la storia di queste associazioni, su, come diceva prima Gilberto. Ma c'è l'appartenenza che viene a mancare. Il senso di appartenenza la fai coinvolgendo le persone. Non è che nasce spontaneamente, tu devi avvicinarle. Io so che ad esempio è molto attivo in questo senso anche il nostro reparto donatori di sangue che sta avvicinando molti giovani con iniziative, esatto, importantissimo anche quello, il fatto di donare il sangue o donare degli organi, dare delle opportunità di vita ad altre persone è un aspetto fondante di una qualsiasi società. Allora bisogna cercare sempre qualcosa di nuovo, iniziative per avvicinare e far capire l'importanza di queste realtà, perché è fondamentale. Paolo, cosa vuol dire poi in termini di far capire alla gente cosa vuol dire essere dei volontari, cosa vuol dire di spingere più questa associazione piuttosto che a volte mi viene in mente le gelosie tra associazioni? Cioè la Proloco in questo deve essere una trama abbastanza efficace e anche difficoltosa. L'ultima parola è correttissima, è difficoltosa, però diciamo che ringraziando il Presidente della Proloco, che lo voglio salutare oltretutto, che adesso Alberto Brunello, che è sotto il tendone, che stanno smontando insieme agli altri volontari, e li saluto e li ringrazio perché veramente una quarantina di persone hanno lavorato durante le feste che abbiamo passato in questi ultimi giorni e li voglio certamente ringraziare di cuore. È chiaro che è difficile mettere insieme le associazioni, però se l'intento, in questo caso nostro, della Proloco, è mettere insieme tutti, fare un'unica forza, dimostrare che effettivamente del movimento c'è. Diciamo, la festa del 2 giugno, che è la festa del Proloco, si chiama Rossanesi tutti in piazza, proprio perché vogliamo che tutta la gente, tutte le associazioni, infatti, è successo l'anno scorso, è stato detto che ormai non c'è nessuno che guarda la sfilata, erano loro che stavano sfilando, la sfilata era il paese, quindi è chiaro che il nostro intento è questo, vedere la gente che non deve sfilare per far vedere che sono belli, ma deve far vedere che loro che abbiano lo spirito di appartenenza alla loro qua abbiamo associazione. Gilberto Trevisan che è un creativo. A me, quando io ho visto le immagini, la prima cosa che mi è venuta in mente è detto non c'è gente, no? Poi dopo, riflettendo, ma quasi immediatamente, la bellezza, la bontà della risposta è la gente che abita in quel luogo, la gente che partecipa alle cose importanti di quel luogo. Quella che ha formato Quindi, le associazioni. voglio dire, le associazioni sono esattamente lo specchio dei cittadini, questo è bellissimo, credo. Sì, poi ti dico un'altra cosa, ma in questa fase, e non me ne voglia magari il vicepresidente o presidente, che no, scusami, poi è vero c'erano 130 alpini, 130.000 alpini e c'erano stati 3.000 persone, ma poi gli alpini erano gli stessi che presenziavano. Dicevo, ne approfitto anch'io di salutare Alberto Brunello, appunto perché in questo momento si sta dando da fare per far rientrare quello che in questi giorni ha organizzato, perciò ne approfitto della tua telecamera per mandare i saluti anche da parte mia. Ecco, io dico che c'è anche l'altra faccia però della Proloco, e dico non me lo vogliono, perché una Proloco che nasce fresca, che è nuova, no?
È una proloco intelligente quando fa tesoro dell'esperienza che hanno fatto le associazioni che esistono da 10-20 anni magari, no? E da quell'esperienza là loro ne traggono delle motivazioni per capire, imparare e fare le cose meglio. Se sono riusciti a mettere insieme le associazioni senza creare distanza l'una dall'altra, è perché sono stati intelligenti a capire questo, ma perché sono intelligenti anche nel senso che vogliono imparare quello che le associazioni hanno fatto e hanno imparato, hanno creato in tanti anni di esperienza. Ti porto un esempio: qualche giorno, tu sai che sono un amante del cavallo, gli amici del Cavallo Lungo Brenta organizzano un concorso per una settimana, un concorso importante, ma quel concorso esiste dal 1996. E mi pare che abbiate un'esagerazione di iscritti pure. Sì, oltretutto fuori da ogni aspettativa ci sono tanti iscritti in questa edizione, vuol dire che la cosa è sentita. Vengono con camper, occupano veramente una cosa... Non sono stati gelosi di anni di esperienza, ma si sono affidati a essere coordinati insieme alla Proloco, e questo è importante. Vuol dire che la Proloco porta un valore aggiunto, ma anche l'associazione sta portando del valore aggiunto. Mi ha anticipato poi mi piace quello questo. che ha detto Marco Zonta prima, ha detto se ci sono gli spazi, se ci sono le strutture, ha senso anche mettere in evidenza quello che le sponsorizzazioni ci danno. Cioè lo sponsor ti dà le cose, ti dà le risorse almeno molto più volentieri, perché gli hai fatto vedere che c'è un qualcosa che ne vale la pena. Se non ci fosse, arriverebbero delle sponsorizzazioni che rimangono un po' nel buio, e questo è importante perché vuol dire tornare allo sponsor la seconda volta e avere qualcosa in più, logico, e trovare un terreno più fertile, più facile per ottenere un'altra volta la sponsorizzazione. Io credo che forse le associazioni debbano stare attente più a loro stesse che agli altri, perché mi pare che poi leitmotiv, e questo sia credo un piccolo difetto dei veneti, che hanno miliardi di cose belle a loro carniere, persone eccezionali, però l'invidia è un po' il tallone d'Achille. Quando qualcuno fa meglio di un altro, anziché mettersi a disposizione, pensano che la critica sia più positiva che altro. Ecco, questo sia un costume da dover cominciare a dismettere, Simone. Poi ne voglio parlare anche con Guidolin. Sì, io userei un termine che va sopra ogni cosa quando si parla di argomenti come questi, che deve essere... Bisogna andare sopra ogni cosa. È la collaborazione. La collaborazione tra soggetti diversi favorisce sicuramente un lavoro più proficuo, meno dispendioso e che va in un'unica direzione, che può essere a seconda dei casi la promozione del tuo territorio, certo, del territorio di appartenenza, che può essere quello di un comune, di una provincia, di una regione, ma che può essere anche un costruire un qualcosa di utile per la tua comunità, quindi per la crescita delle persone, per l'aggregazione, che siano giovani, parliamo di crescita, aggregazione, persone di mezza età, pensiamo agli anziani, pensiamo in quanti settori di intervento può e deve operare l'associazionismo. Allora noi a Cassola, parlando di collaborazione, mettiamo la Proloco ovunque, che sia festa di quartiere, che sia un'iniziativa di piazza, che sia una festa che coinvolge le scuole, la Proloco c'è sempre. Perché noi intendiamo la crescita della comunità attraverso la parola della collaborazione tra gli enti che hanno che dovrebbe supervisionare tutte le altre associazioni. Questo è l'intento che vedo emergere da questa puntata, se non sbaglio. In qualche maniera il direttore d'orchestra, ecco, perché mi guardi per aria e dici... No, perché noi effettivamente quello che dici tu è giusto, però l'intento della Proloco di Rossano è coinvolgere le associazioni, però lasciare che loro abbiano le loro identità, logico, e noi le coinvolgiamo per far sì che questo assolutamente il senso di appartenenza, è proprio importante questo, nel senso che noi li mettiamo tutti insieme per far vedere che effettivamente stando insieme si riesce a fare qualcosa in più. Prima della pubblicità, Marco, c'è un po' forse di invidia? Ecco, forse bisogna cominciare a lavorare su queste piccole gelosie che non portano a nulla. Ma devo dire che più che invidia, fortunatamente l'esperienza di questi ultimi anni mi fa pensare che c'è competizione, nel senso che abbiamo visto come poi le varie associazioni, cioè se c'è un'associazione che fa qualcosa in un certo modo che ha successo, vediamo che anche le altre associazioni tendono
non a imitare, ma comunque a puntare sempre ad innalzare Ho detto voi la o siete qualità. dei marziani, io ho delle prove diverse in altri paesi dove se c'è quell'associazione gli altri manco si presentano. Adesso, Voglio dire, ecco, per dire il fatto spiegatecelo perché il fatto di possano essere- appoggiarlo a tutti questo. No, per il fatto di essere marziani o meno, una delle cose che mi rende assolutamente orgoglioso di essere rossanese è il fatto che negli ultimi 7-8 anni, credo, io sono presidente di un'associazione da quasi una decina d'anni, negli ultimi 7-8 anni credo che l'80-90% delle associazioni che sono nate a Rossano sono giovani, sono associazioni di ragazzi giovani. Ci sono state associazioni storiche, penso all'associazione di donatori di sangue, che è stata citata prima anche da Manocchi, quella di Rossano da 2 o 3 anni ha un presidente giovane, che credo ha una trentina d'anni, penso, ed è una delle associazioni con il numero maggiore, uno dei numeri maggiori di iscritti. Questo dà anche un po' il senso, nel senso che comincia a passare l'idea che effettivamente il giovane, se tu lo stimoli, lo coinvolgi, gli dai modo di partecipare Certo. e di mettersi in gioco, non se ne sta a casa. Perché comunque chi ha voglia di fare... Oppure non se ne va al bar da solo. Non se ne va al bar, esatto. Io adesso non so se siamo marziani noi, però non credo. No, però cioè, nel Simone, ci senso sono che- dei problemi in altre parti, insomma, io ne ho visti, ne vedo ancora tutti i giorni, voglio dire, non è che è tutto un mondo idilliaco. Se io ho voluto qua stasera proprio per fare da laboratorio, sarebbe bello che, insomma, cercate di andare tutti d'accordo. Ma poi sai Nicola, c'è anche un aspetto di non poco conto, che il fatto di avere la Proloco, partner di una qualsiasi iniziativa, assieme ad altre associazioni, che magari hanno tantissima buona volontà, però sono meno avvezze nel districarsi negli aspetti amministrativi e anche fiscali che al giorno d'oggi vengono richiesti Certo. di fronte anche ad una semplice sagra di quartiere o sagra paesana. Il fatto di avere la Proloco, ed è questo uno dei motivi per cui noi, ma non solo noi come amministrazione, le stesse associazioni certo. richiedono, è perché la Proloco ha già le mani in pasta, perché comunque ci sono delle agevolazioni in capo alla Proloco, ci sono delle competenze, delle capacità che agevolano quelle che sono le pratiche che ahimè al giorno d'oggi... Poi anticipiamo già la seconda parte, Proloco vuol dire associazioni, vuol dire una marea di persone che a vario titolo hanno vari colori, varie credi politici, per cui voglio dire la multidisciplinarità, la multietnicità, insomma la multipolitica che può, diciamo così, dipanare su persone e persone, penso sia di garanzia anche per l'amministratore stesso, insomma, quindi credo che su questo siamo d'accordo tutti. Pubblicità. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri. La puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello.
Hotel Ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel Ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Ben rientrati in piazza, amici di O Bianco o Nero. Abbiamo detto apriamo la seconda parte sulla ricetta che associazioni pro loco sono multicolori, multipolitici, uno può essere rosso, nero, bianco, verde, centro, alto, basso, quindi è una garanzia, abbiamo detto, anche per gli amministratori, perché voglio dire, un amministratore che si appoggia alla pro loco. Quello che vorrei ancora sottolineare è per dare una ricetta anche a coloro che ci seguono e che sono amministratori come voi, che però litigano con le pro loco perché sono di diverso colore. Io credo che, Gilberto, sia una grande stupidaggine. La pro loco debba portare in sé, intanto, come il sindaco, i valori e i principi dei cittadini. Insomma. Ma sicuramente, guarda, io dico non c'è una ricetta ben precisa, penso che ogni paese deve essere consapevole della propria realtà e quello che è stato magari la pro loco del passato. Nel nostro caso abbiamo tenuto conto che la pro loco a Rossano c'era tanto tempo fa. Naturalmente chi ha fatto rinascere, ha ricreato la nuova pro loco ha tenuto conto di quali sono stati gli errori che hanno fatto morire la pro loco che c'era. Intelligenti sono stati, da dire non dobbiamo commettere quegli errori, per primi l'amministrazione comunale. Mi vengono in mente le grandi metropoli che stanno pagando dazio, come Milano, come Torino. Adesso abbiamo visto Pisapia che ha dato delle cose, i centri sociali, non mi trovo d'accordo per niente, però voglio dire c'è questa voglia di aprire ai giovani, alle aggregazioni. Si sono persi i comitati di quartiere come erano negli anni 70, dove nei comitati di quartieri c'era colui che era un po' il presidente tipo della pro loco, che aveva il polso quartiere, zona per zona della città, quindi non è inipotizzabile che se si può fare a Rossano o a Cassola si possa fare nel quartiere, che ne so, Madonna di Campagna a Torino, oppure, non lo so, il Sempione a Milano. Basterebbe soltanto avere un po' di testa e un po' voglia di entrare dentro i meccanismi dei rioni, che poi dopo non sono altro che l'espressione dei paesi qua, Simone. Non trovi che sia una linea un po' filosofica, per la verità, di vedere le cose? Ti dirò, non è tanto filosofica, perché ad esempio noi a Cassola abbiamo ancora dei quartieri, ci sono dei quartieri voi avete una situazione organizzati. Borgo Isola, dai, è uno su tutti. Tu adesso l'hai citato, Borgo Isola ad esempio è un perfetto esempio di efficienza e di come, attraverso il buonsenso, la collaborazione che ricordavo prima, la volontà d'animo, la passione, la dedizione al lavoro, al dedicarsi agli altri, sottraendo appunto del tempo magari alla propria famiglia, ai propri interessi. L'appartenenza, pur non essendo di Cassola in centro, essendo un borgo completamente staccato, però facente parte di una comunità. Facente parte di una comunità dove ci sono dei referenti, delle persone riconosciute e ben volute dagli abitanti di quel quartiere, che sono il punto di riferimento dell'amministrazione. Quindi quando tu vai a lavorare in un determinato quartiere hai dei punti di riferimento, ti agevola il lavoro, e quindi questo è veramente importante, poter conservare comunque all'interno della comunità delle persone di riferimento riconosciute, apprezzate, stimate per il lavoro che fanno, certo, e che sono un punto di riferimento per l'amministrazione, sia per quanto riguarda l'attività ordinaria dell'amministrazione, sia l'attività proprio di vita di quartiere. Certo. Io ci tengo molto a questo discorso da esportare nelle grandi metropoli, Gilberto, è una cosa che capisco che è molto difficile. Però questo esempio di Borgo Isola mi fa venire in mente che, essendo molto lontano poi dopo del resto da un centro, però l'appartenenza del borgo, perché non c'è più l'appartenenza del borgo in una grande metropoli? C'è la dispersione continua, il borgo è diventato oramai quasi il quartiere dove tu dormi al massimo e basta. Cioè, vuol dire perdere il carattere di una città, poi dopo non lamentiamoci che perdiamo le tradizioni in qualche maniera. Sì, io non ho questa grande esperienza di poterti dire, capito, no, cosa trovo al di là dei confini del mio paese, che tutto sommato è un paese anche piccolo, sebbene oggi abbiamo 8.000 abitanti, e sì che in 13 anni di amministrazione mi sono concentrato praticamente là. E per me il borgo è tutto il paese in questo caso, sì che io quando ragiono in un paese totale, completo, non riesco, sebbene che ho delle frazioni anch'io, ma la tendenza è quella di non far sì che questi si sentano isolati da solo, ma bensì che possano essere integrate naturalmente nel cuore del paese stesso. Perciò
non so, io per esempio, guarda, ti dico la verità, da amministratore, forse un po' da politico, io ho osservato la fase costituente di questa Proloco di Rossano Veneto e ho osservato anche cosa poteva succedere, perché qualcuno della vecchia mentalità pensava di trovare un qualcosa che apparteneva al passato, ma questa volta ha trovato delle persone intelligenti. Ma cos'è che e non hanno permesso, passato? no, qualcuno magari dice vado, perché loro hanno fatto una bellissima operazione, hanno costituito la Proloco prendendo iscrizioni e non dico tesseramenti, ma hanno sentito, hanno tastato il polso, no? E sono convinto che qualcuno della vecchia guardia pensava di andare là e dire mettiamoci dentro, quando siamo là facciamo quello. No, hanno trovato le persone che questo non hanno permesso. I vecchietti poi fanno fatica a mollare, io vedo che nel ciclismo, insomma. Ma fortunatamente non insomma, è dura. Non hanno trovato terreno fertile perché la generazione è cambiata, la generazione la pensa in maniera diversa. L'amministrazione stessa è rimasta fuori di questi giochi proprio per non confondere. E visto che la generazione è cambiata, io raccolgo ecco, questo. Volevo chiedere sia a Paolo che a Marco, insomma siete giovani, più giovani di me sicuro, ma la Proloco, come le associazioni, fate qualcosa per i giovani? Io qua ogni mese dedico una puntata ai familiari e vittime della strada, incidenti, abbiamo aperto il giornale anche l'altro giorno, questi ragazzi morti, la madre suicida, depotenziamo completamente una situazione, i ciclisti che vengono investiti, e donne che vengono trascinate dai SUV, tante volte donne che non si accorgono che stanno macinando, e insomma c'è un problema. E il problema dell'alcol è un problema. Ecco, come vi ponete voi come Proloco in seno a un piccolo centro che sicuramente è fatto di gente che non berrà nessuno, ma siccome il campanello d'allarme c'è e non bisogna far finta di nulla, ecco, cosa pensate di fare così da adesso in tempo settembre-ottobre? Noi stiamo tenendo d'occhio un gruppo, lo stiamo visionando, monitorando. Lo stiamo monitorando perché sono dei giovani, è nata una nuova associazione e poi tu hai un po' di programmi che vengono... Che li citeremo tra poco, certo. Che stiamo tenendo d'occhio perché il futuro della Proloco sono loro poi alla fine, no? E questo gruppo di ragazzi stanno tentando anche loro di prendere questa strada, di organizzare, hanno fatto nell'occasione del 2 giugno, che è l'associazione I Love 36028, hanno organizzato un memorial per un loro amico che è scomparso qualche anno fa, hanno organizzato un torneo di calcetto, diciamo che si stanno dando da fare. L'importante è che noi come direttivo, come Proloco, cerchiamo di dare gli input necessari per prendere la strada giusta, per fare in modo che poi nel futuro della Proloco ci siano, non dico per forza loro, però ci siano dei ragazzi giovani che abbiano lo stesso entusiasmo che noi attualmente abbiamo. Ecco, forse lo scontro che trovate voi come Proloco, come tutte le associazioni, i giovani si sa sono sempre un po' scapestrati e dicono ma per fare il pirla in giro faccio più bella figura io, gonfiano, come dicono a Torino, al Cassiot, no? Il fisico, si fanno vedere che sono bravi, 6 Aperol e poi dopo steccarsi di brutto come etilico. Cioè quella è la frontiera del bullismo, no? Ormai del gruppo, chiamatelo come del branco. Ecco, credo che questa sia una situazione da tenere sott'occhio, Simone, in qualche maniera, perché lo vediamo tutti i giorni, noi abitiamo anche qua, io insomma ne vedo anche non soltanto a Bassano, ma abbiamo sentito, c'è gente che prende contromano delle autostrade e non si capisce come mai, poi dopo sono tasso alcolemico 6 volte superiore o drogati, insomma il problema c'è. Una Proloco insomma, potrebbe già anche cominciare, grazie alle loro conoscenze capillari del territorio, a funzionare in questa maniera. Certo, in questo caso non solo la Proloco, perché comunque il nucleo fondamentale per l'educazione giovane rimane sempre comunque la famiglia. Però è chiaro che parlando di amministrazione pubblica la Proloco può svolgere un ruolo importante, ancora più importante, senza nulla togliere, e qui appunto introduco il tema dello sport che conosco anche da vicino, è il mondo dell'associazionismo che ruota attorno allo sport, la funzione educativa dello sport. Tu sai, Nicola, quante volte ne abbiamo parlato. A Cassola fortunatamente abbiamo una bellissima realtà dell'associazionismo sportivo con diverse discipline e una partecipazione collettiva davvero importante. Il fatto di coinvolgere le scuole, ad esempio lo scorso fine settimana abbiamo vissuto una bellissima giornata di sport
nei 2 stadi del nostro comune, a San Giuseppe e a Cassola Centro, dove abbiamo lanciato un'iniziativa attraverso l'associazione Onlus Dario Bonamigo, I bambini aiutano i bambini, un'iniziativa che ha coinvolto tutti i ragazzi delle scuole elementari del nostro comune, attraverso un'iniziativa atta a raccogliere dei fondi che poi attraverso l'associazione Onlus Dario Bonamigo verranno investiti per bambini meno fortunati, per figli di lebbrosi, per bambini che hanno grossi problemi di salute in Sud America, quindi lanciare anche questo messaggio di solidarietà attraverso lo sport e il volontariato. Rossano Veneto non è di meno, perché mi pare, è una domanda che devo sempre porti, ne ho 2, una la cattiva te la lascio per la fine. Mi dispiace, Guarda, però la bella te la voglio fare. Ogni volta che è arrivato un Giro d'Italia a Rossano, voglio dire, Rossano è un comune di 8.000 abitanti, insomma, posso dirti, insomma, siete begli sboroni voi, però l'hai fatto arrivare non una volta, di più di una volta. Ecco, che benefici ne avete tratto dopo? Diciamo che la soddisfazione è quella di fare delle cose per far sì che qualcuno si accorga che il paese c'è, che Rossano c'è. Infatti in tutte le tue trasmissioni, ogni volta che mi è sembrata l'occasione, io ti ho sempre detto, io faccio il sindaco, faccio l'amministrazione, faccio l'amministratore, ma quello che cerco di mettere in evidenza è che mi sento un paese del mandamento di Bassano e voglio far parte praticamente di questa area geografica. È chiaro che mi sta bene Bassano, perché avere un punto di vista come Bassano vuol dire portare dell'acqua anche al proprio paese, certo. Però non da meno il mio paese porta acqua praticamente a Bassano, sicché tutte le iniziative che io faccio, le faccio perché? Perché ci tengo che il mandamento bassanese emerga in tutte le sue qualità. Ecco perché certe cose le facciamo, per portare veramente, per fare promozione, e diventa una promozione dello stesso territorio, iniziative che promuovono... Per tanti anni avete pagato un po' lo scotto con sto Bassano, che un po' avevano la spocchia. È per questo che io cerco di spaccare questo tipo di idea, perché è brutto cercare di dividere, no? Non è bello che un Bassano metta in ombra quello che sta attorno, però se Bassano ragiona come coloro che gli stanno attorno, vuol dire che noi lavoriamo per un territorio con tante potenzialità. Abbiamo il nostro invidiato credo forse da tutto il Veneto, Simone, ecco, in qualche ma maniera. Sicuramente, vero? Abbiamo il nostro grande fiume Brenta, di là c'è il Piave, nessuno ci dice che la terra è bella anche tra il Brenta e il Piave, voglio dire, non cambia assolutamente niente, l'importante è che noi riusciamo a fare emergere queste aree che ci appartengono. Io credo che questo sia stato un errore forse atavico, oppure dal dopoguerra o dagli immigranti, perché la Valle del Brenta diciamo che è stata veramente penalizzata in maniera potente nei riguardi, per riguardo a Bassano. C'è una storia incredibile, però è anche colpa vostra che quando dovete parlare di autostrade o parlare di ferrovia, di potenziamento, mi fate venire qua come tanti anni fa un ministro Di Pietro che non sa nulla della Valle del Brenta. Cioè alla fine bisogna anche essere sì autoreferenziati, ma essere anche un po', tra virgolette, incazzati nella maniera giusta. Parliamo di un territorio a gente che sappia di cosa sta parlando. Ecco. Questo è difficile poi da far capire anche ai comuni cittadini. Il nostro piccolo paese, tu sai, ha portato il Giro d'Italia, ma non abbiamo parlato solo di Rossano. Sì, abbiamo visto ben dall'alto il bassanese. Perciò chi ha visto il Giro d'Italia forse si è reso conto anche che in questa zona ci vogliono le strade. Certo, no, sembra un paragone banale, ragazzi. Pro loco cosa vuol dire? Interagire capillarmente con un determinato territorio, no? Quindi poi dopo, se noi andiamo a spostare questi grandi numeri, arriviamo poi chiaramente agli assessori e ai sindaci, i quali dovranno poi dopo far valere il proprio territorio a chi? Alle province, alle regioni, perché se no mi pare che sia tutta una panzanata, non serve più a niente quando dicono le varie distribuzioni delle organizzazioni, no? Quindi la centralità, regione, provincia, stiamo parlando di nulla. Quindi la Proloco esercita, credo, un ruolo importante che poi a catena deve poi referenziare il territorio. Vorrei tornare sul discorso della pedemontana, proprio perché l'errore atavico, dove vi vede tutti compromessi in qualche maniera e compressi nel senso di questa strada che non troverà mai una misura per tutti, proprio perché credo che non siamo forse stati capaci da qua a far capire che è un territorio enormemente importante, non soltanto quello di Rossano Cassola, ma tutta la Valle del Brenta, che è l'unico canyon che ci affaccia all'Europa senza bisogno neanche di rompersi le balle. È un bel messaggio che può trovare supporto e forza attraverso anche le Proloco. Certo. Mi viene in mente, Simone,
l'IPA, l'intesa programmatica d'area, per esempio, adesso trovo strano, mi viene in mente stasera in questo momento è una cosa che nasce da 2 secondi. Questa è una trasmissione work in progress, andiamo avanti, man mano che ce la facciamo già mangiamo. Siamo bianco e nero praticamente. È logico, ci mancherebbe altro. Mi nasce per esempio in tutto quello che stiamo programmando in un'intesa programmatica d'area, sono convinto che ci vorrebbe la presenza anche delle Proloco, perché siccome lì si parla di promozione del territorio, si parlano di progetti che devono mettere insieme più paesi che vuol dire più IPA, ma più IPA anche di altri paesi. Abbiamo il Vicentino, il Bassanese, il Trevigiano, il Padovano. Penso che a questo tavolo di lavoro, come ci sono le categorie dei commercianti, artigiani, industriali, amministratori, eccetera, credo che anche la Proloco, con la loro esperienza, o le Proloco, potrebbero portare un contributo per andare verso questa direzione. Ma io credo anche l'informazione debba fare la sua. Fin quando troviamo dei TG o direttori che fanno degli speciali su temi privati oppure su andare a rompere perché il sindaco ha tolto un cesso pubblico più o meno piuttosto che metterne un altro, cioè credo che qua siamo allo sbando della comunicazione e dell'informazione. Noi non lo facciamo anche perché siamo più piccoli e quindi i piccoli di solito più sono piccoli più sono stronzi e quindi noi siamo di quella categoria là. Allora voglio dire, è anche giusto sponsorizzare il proprio territorio a secondo di come voi lo conoscete. Io ricordo che quando sono venuto a Rossano il primo cartello che ho visto è "io sto bene se tu stai bene", un po' il mio leitmotiv. È inutile star bene e se sto bene io poi voi state male, insomma, il mio star bene è il bene della comunità, credo sia il primo principio anche per le Proloco, immagino, no? Oppure per la vostra Proloco, la esportiamo, mi rispondi tu. Sì, la parola che hai detto tu sarebbe più correttamente se io sto bene quando sta bene l'altro. Diciamo che la promozione del nostro paese, adesso noi ci stiamo studiando su cosa focalizzare, perché effettivamente ci sono tante attività a Rossano, nel caso adesso delle associazioni, per dire quella del 2 giugno, perché è quello che ci tocca da più vicino, certo. Chiaramente, che sfilavano, c'erano 31 associazioni, ce ne sono di più a Rossano, chiaramente chi ha dato forfait per altre attività preventivamente prese, altri impegni, però di fatto noi stiamo lavorando per fare in modo di coinvolgere prima cosa la gente in modo tale che poi la promozione diventa più facile, cioè la divulgazione diventa più facile. Noi siamo partiti con 102 all'inizio, 102 soci, il secondo anno siamo arrivati a 206, quest'anno stiamo arrivando a 300. Quindi noi man mano che andiamo avanti cerchiamo di coinvolgere più persone possibili, più persone ci sono, più coinvolgimento chiaramente, però c'è più divulgazione e questo è, diciamo... È un territorio controllato, voi sapete anche quali sono le famiglie forse più in difficoltà di altre, sì, che sfuggono all'amministrazione perché non può essere che l'amministrazione... È un po' il discorso che faceva prima, no? Cioè, cercare di accorciare questo gap, no? Quindi la Proloco credo che abbia una funzione in questo. Devo dire che una delle cose che mi ha stupito maggiormente è stato come il fatto di far parte della Proloco o di essere conosciuto come uno di coloro che fanno parte della Proloco ti fa diventare anche una sorta di punto di riferimento per tante cose. Mi pare anche ovvio. Ed effettivamente tra le varie cose di cui poi vieni a conoscenza sono anche situazioni particolari che stanno vivendo i nostri concittadini. E devo dire che fortunatamente grazie anche alla sensibilità sia del nostro Presidente che delle varie persone che collaborano con noi si riesce, almeno finora siamo sempre riusciti in qualche modo a dare una mano, comunque a collaborare, a fare qualcosa di concreto per queste persone. Ecco, togliamoci un po' l'abito del se si parla bene rischiamo di diventare leccaculi, no? Perché poi dopo questo se avete un amministratore che si comporta bene, dovete dirlo, perché poi un domani che arriva uno che si comporta male potete dire guarda che stai qua fin quando lo decidiamo noi, perché anche questa è la democrazia, Simone, perché mi pare tanto e poi la gente vada su luoghi comuni, a me dà un po' fastidio il luogo comune, no? Cioè è anche bello dire se ho un sindaco, se ho un assessore che se porto delle problematiche, insomma le raccoglie con sensibilità, allora vale il valore del il mio star bene dove stanno bene anche gli altri ha un significato, se no parliamo di niente. Ma anche perché una critica, se è giusta e motivata, è un qualcosa di costruttivo, quindi
usare i luoghi comuni non è per niente produttivo, quindi ci stanno anche le critiche ed è giusto che vengano dalla Proloco, dal singolo cittadino, se sono giuste ci devono un amministratore poi non può essere capillarmente, ecco che allora demandiamo le Proloco. È interessante questa trasmissione proprio per dare dei punti di riferimento in una società civile, perché sennò alla fine abbiamo visto come si possono perdere dei pezzi, Gilberto, quindi credo che questa sia una bella testimonianza, insomma. Personalmente, parlo da amministratore, quello che condanno è quando si viene accusati di un qualcosa e non si vuole sentire la parola dell'accusato. È sbagliato, questa non è democrazia, questo non è un bel principio. Io accetto qualsiasi critica e accetto qualsiasi discussione anche in pubblico, davanti a tutti. Certo. Sono le accuse fatte in maniera subdola praticamente, che poi magari sicuro io che non dicono e non si dicono le verità, no? Perciò ripeto, io mi assumo le mie responsabilità. L'ho detto io per prima, per esempio, mai vorrei interferire su un lavoro, per esempio in questo della Proloco, perché capisco chi in passato ha rovinato questa realtà. Faccio tesoro di quello che ho visto, di quello che ho capito e non mi voglio trovare in quelle condizioni, perché voglio che qualcosa vada costruito, invece in passato qualcosa che era costruito qualcuno l'ha distrutto e non voglio trovarmi su quello che distrugge. Indipendentemente poi dopo dalle beghe politiche che le capisco e le posso anche condividere, però io credo che poi si trova ristoro, tutti quanti hanno trovato ristoro da questa grande adunata degli alpini di Torino, cioè perché credo che abbia dato una spinta positiva per tutti. È passata a Bassano, questa di Torino è stata veramente strepitosa, ha dato molto come contributo, perché poi l'alpino, si sa, è quello che poi dopo in pratica abbraccia un po' tutto quello che è il volontariato, perché c'è l'alpino donatore di sangue, l'alpino si trova tra i soccorritori, insomma l'alpino è un po' l'emblema di questa nostra parte, è trasversale, veramente qualcosa di... È una realtà forte, una è realtà chiaro, no? forte, però sì. diciamo, come diceva prima Paolo, stiamo portando degli esempi di realtà che hanno un peso, una consistenza, però quello che mi viene in mente è l'associazione, per esempio, no? Che si serve della Proloco per mettere in evidenza la loro passione, quella delle moto antiche, così mi viene in mente, come le biciclette. Le grandi passioni. No, non è una cosa da poco, perché se non ci fossero queste realtà, io per esempio non avrei mai visto certi tipi di biciclette, certo. Non avrei mai visto certi tipi di voi moto, non sapete anche, ma non nei grandi capirei città, che sono passate nella storia certi tipi di macchine. Nelle grandi città, quando in qualche borgo riescono a fare delle cose, fanno addirittura sulle penne a sfera e migliaia di persone che diventano matte perché si scambiano i loro pareri sulla penna in quella maniera. Ma dall'altra parte, per esempio, c'è un mondo, se non c'era un'altra mondo. Associazione che certo. mi diceva stasera praticamente organizzo una serata e parlo del glaucoma, forse quasi quasi non sapevo neanche cos'era, ci sono andato e ho capito che qualcuno mi ha detto guarda che quello è il ladro silenzioso, e cos'è? È quello che ti ruba la vista, ti priva delle cose, e l'ho capito perché qualcuno attraverso un'associazione, ecco l'assessorismo, ha voluto fare una serata che mi ha spiegato chi è questo ladro silenzioso. Allora, tu sei di Cassola e tu sei di Rossano Veneto, e la gente a casa che un po' capisce, due domande sicuramente se le vuole fare. La prima a te, ma sto Marchetti che fine fa? Beh, Marchetti... Portiere della nazionale, bravissimo, insomma ci ha difeso più che egregiamente negli scorsi mondiali, non è stata certo colpa sua. Non solo lo auspico, ne sono sicuro che secondo me avrà un grande futuro come portiere. Come tutte le cose... Si spera che vada in una grande squadra, ecco, che merita. Stavo per dire questo, come tutte le storie sportive di grandi campioni, forse la fortuna e l'opportunità di poter militare in una grande squadra, fare qualche buona partita, mettersi in evidenza, e secondo me sarà uno dei portieri nazionali del futuro. Non ti ha mai detto il perché lo hanno così proprio rovinato sto ragazzo, che veramente non hanno fatto una bella figura, gli amici sardi, per carità, no, non c'entrano assolutamente, nulla, assolutamente. però hanno veramente esagerato con questo. Hanno esagerato, sì, questo sì. Domanda per te, invece questa è proprio un po' più carogna, cioè voglio dire, adesso c'è Opera Estate che sta funzionando, insomma, alti e bassi, però fanno le cose. Era di Rossano Veneto, la gente non lo sa, sono passati tanti anni.
Domanda, cosa mi vorresti dire? No, se tu fossi sindaco di 22-23 anni fa, te la saresti fatta fregare? Allora, se fossi sindaco di allora, con quello che ho capito oggi, molto probabilmente avrei difeso questa manifestazione e avrei cercato di tenerla con tutte le mie, pur riconoscendo che Bassano ha dato molto più forse risorse a questo tipo di manifestazione, tenendo presente che comunque che operatori rossanesi stanno ancora conducendo questa manifestazione in Bassano del Grappa, vuol dire che da casa nostra abbiamo mandato delle teste che sapevano fare il loro lavoro. Forse magari, tornando indietro, se fossi un sindaco che non capivo, non era a conoscenza, forse magari un po' meno intelligente di adesso, praticamente non avessi acquisito quell'esperienza in 13 anni di amministrazione, forse magari non gli avrei dato la giusta importanza, tenendo conto che anche lì forse la politica ci ha messo lo zampino, perché sai, quando succedono le elezioni c'è chi dice una cosa e chi dice l'altra, alle volte chi grida più intanto, forte. Parlando di elezioni, la Proloco, che è un po' l'espressione del popolo, no? Cosa ne pensa? La gente cosa dice? Siete liberi, tranquilli, io sento la PDL c'è una bastonata, l'altra la Lega... Sale su Beppe Grillo. Non abbiamo neanche il tempo di pensarci. Sì, eravamo talmente immersi nelle nostre cose, chiaramente, quelle nostre feste, e va a montare il tendone e metti su questo. E che ci frega della Pia e della Moratti, dai. Più o meno sì, più o meno era così. No, Simone, si può dare un'indicazione a queste ultime? Io credo che non abbiano scalfitto minimamente quello che può essere il panorama del nostro governo, perché quando uno vota un sindaco vota credo anche la persona oltre al programma, è vero? Il sindaco è più intimo come voto. Credo che sì, il sindaco è la persona più che il partito. Quindi sì, anche qua ci hanno giocato, ci hanno fatto diventare la testa tanto. Ma come dicevi tu all'inizio, tante trasmissioni che fanno disinformazione, che fanno strumentalizzazione politica e non fanno l'informazione che tutti i cittadini avrebbero il diritto di avere. Beppe Grillo può essere la nuova Lega? Perché partono un po' dalla base, ma in realtà dalla base loro sono partiti. Il progetto è identico, sono partiti dei circoli, questi qua hanno pigliarseli proprio... Sì, ma se devo dare un'interpretazione un po' più al discorso che mi hai appena fatto, ma quello che gli ha anticipato un attimo a Simone, il mio parere di come queste cose sono andate, credo che sia l'effetto di un certo cittadino che è andato il voto non con il sorriso, ma con la difficoltà. E sai perché? Perché forse non è stato dato più ascolto alle amministrazioni, ai sindaci, a chi amministra un paese. Non è detto che la gente capisca che un po' ci sono dei politici che dicono delle cose ma fanno una faccia comune, ma anche nei nostri Nicola, le risorse hanno avuto un ruolo enorme nella politica. Cioè quando il cittadino che pretende dei servizi e il comune non riesce a darli perché le risorse non ci sono, perché mancano, perché i patti di stabilità stringono le cinghie, non c'è un cittadino che va al voto contento. Io direi vai dalla Proloco e fai un esame con la Proloco dei cittadini, credo che avremo tutti delle sorprese. Io credo anche che non ci siano voti, c'è una grande crisi dei politici, ma c'è un grande divario, ecco, la gente non si riconosce più. C'è una crisi nel rapporto con i cittadini. La politica mai come in questi tempi è vista e sentita così distante, un po' per come ci viene presentata, e credo che la gente, Gilberto ha detto, ha votato non con il sorriso, io dico ha votato con il mal di pancia. Questo noi lo possiamo constatare tutti i giorni. Credo che un sindaco, un assessore, un consigliere comunale che ha il contatto quotidiano con i suoi elettori, magari soggetto anche a critiche, perché no, però c'è sempre un confronto quotidiano. La politica ai medi e alti livelli ha perso questo rapporto. Io credo che questa sera abbiamo fatto un buon servizio, a partire dalle Proloco come cassa di risonanza, loro sono il popolo, e quindi a volte ascoltare il popolo può servire anche come messaggio per i politici più importanti, che tante volte del popolo ne frega niente, non lo ascolta se non ascoltano le proprie beghe, perché vediamo delle cose che sono indubbiamente insomma, così anche difficili da mandare giù, insomma.
Guarda, Marco e Paolo ti hanno detto una cosa all'inizio, no? Sono partiti, si sono impegnati con un progetto importante, molto grosso, al di sopra delle loro possibilità. Questo Ma loro è chiaro. sono i cittadini. Ce l'hanno fatta, però lo stanno facendo. Tu pensa che se la cosa fosse meno rigida sotto il profilo finanziario, l'amministrazione stessa avrebbe potuto dare di più a questa pro loco. Ma la creatività italiana, guarda avrebbe avuto meno difficoltà di portare avanti un qualcosa di molto più consistente per i cittadini. Ecco, anche questo è importante. Io guardo la parte positiva, disponibilità però un grande sacrificio farà più realtà. amare la loro aggregazione, il loro significato di pro loco e il loro significato di società all'interno di una grande società. Però, se posso fare una piccola osservazione, una delle cose ma che non riguarda solo la pro loco, riguarda credo tutto l'associazionismo. Una delle grosse difficoltà che noi troviamo, ripeto, più che l'aspetto economico, è l'aspetto burocratico. Perché molte volte noi ci troviamo, ed è capitato anche con questa festa del 2 giugno, ci troviamo di fronte a una serie di documentazione da produrre, a una serie di... Cioè a me sta benissimo che ci siano delle normative da seguire. Complimenti Marco, però mi fa piacere che tu di, dica. Complimenti, di venirci complimenti. incontro e di darci una mano nel fare quelle pratiche. Certo. Perché non è possibile che, nella fattispecie è tempo che ha perso il nostro Presidente, non è possibile che uno sta 15 giorni senza andare al lavoro, Certo. e c'è chi se lo può permettere, chi no. Ma 15 giorni senza andare al lavoro per organizzare 3 giorni di festa. E questa qua è burocrazia. Non Esatto, è, cioè, lì mi non, fa non piacere. c'entrano i Allora, soldi. siamo proprio in chiusura perché siamo già un po' leggermente sforati, prima che ci sfumano. Io vi ringrazio te Gilberto Trevisan, Grazie a te. Simone Mannocchi, grazie Paolo, grazie Zonta, grazie Marco. Allora, l'appuntamento è per settimana prossima. L'ultimo cappello in chiusura, pensate che circa 4 milioni di persone tra anziani e gente che ha bisogno sono governati, sono assistiti dal volontariato, da questi che sono gli angeli di tutti i giorni che accompagnano questa nostra società civile, e quindi noi ringraziamo questo esempio di Rossano Veneto e perché no anche di Cassola, da dove deve partire poi dopo il significato di appartenenza, proprio dalle pro loco, perché sono loro che poi alla fine si scontrano con i cittadini giorno dopo giorno, che sia Rossano, Torino, Milano, Roma, non conta niente, l'importante è chinare ogni tanto la testa e vedere che c'è gente che ha esigenze veramente vere, veramente forti, e insieme si fa veramente gruppo e sistema. Grazie per la cortese attenzione a voi telespettatori e a voi buon rientro nelle vostre case. L'appuntamento è settimana prossima con O Bianco o Nero, strepitosamente in diretta, ma ricordo anche Scratch, giovedì sera alle ore 21, anch'essa in diretta. Arrivederci, buonanotte.